In 21 edizioni ha portato a Oderzo oltre 16.000 spettatori provenienti da tutto il mondo. Una formula vincente quella proposta al pubblico dall'Opera in Piazza, spettacolo nato da un'idea di Maria Grazia Patella nel 1991, quando nell'area opitergino-mottense, come in tutta la Marca, l'opera lirica era considerata un genere adatto ai gusti di pochi appassionati e quindi poco rappresentata. Oggi l'evento rappresenta il principale appuntamento culturale opitergino e, visto l'indotto generato nel comparto turistico, viene più o meno copiato in altre piazze trevigiane e venete. Inserita nel calendario di Rete Eventi, Opera in Piazza, in programma il 13 e 14 luglio, porterà in Piazza Grande a Oderzo l'Elisir d'Amore, celebre opera di Gaetano Donizetti. Questo Elisir d'Amore sarà uno spettacolo divertentissimo, invito tutti a venire perché la nostra scelta è stata voluta proprio per questa voglia di sorridere, no? E quindi ho visto questo Elisir d'Amore, ho riso dall'inizio alla fine, la musica è deliziosa, interpreti straordinari, scene bellissime e la regia del fantastico Pierfrancesco Maestrini. Sarà ambientato nell'America degli anni 70, ma qui la musica di Donizetti saprà sottolineare ancora di più la simpatia dei singoli personaggi. Quindi vi aspettiamo numerosi. Il programma della 22esima edizione di Opera in Piazza prevede altri 2 spettacoli di alto livello. Il 20 ottobre al Palateatro andrà in scena All'alba vincerò, con musiche di Puccini, Verdi e Bellini, mentre il 2 dicembre nel Duomo di Oderzo si terrà il concerto d'avvento. È una manifestazione importante che si è consolidata negli anni, che è un motivo di partecipazione non soltanto di persone del territorio, ma è di grandissimo richiamo anche dall'estero. Difatti nel periodo di Opera in Piazza i risultati dal punto di vista turistico per quell'area sono interessanti.